chissà se chi ha costruito queste cose avrebbe mai pensato di potercele far ammirare dopo 3500 anni. 3500 anni. Noi costruiamo secondo il piano regolatore, con questi materiali e con queste architetture, eccetera, eccetera, ma le nostre case, i nostri palazzi, quanto dureranno? E soprattutto loro, con che livello di impatto ambientale e con che livello di sostenibilità economica hanno costruito queste cose? Pensateci, ma noi partiamo per la visita. Via! Ma subito dopo? La sigla! Ecco, ora siamo a 785 metri sul livello del mare e questo è un nuraghe veramente imponente, trilobato, un nuraghe che è veramente molto importante proprio per la posizione che ha e per le possibilità di controllo sul territorio. All'interno di questo nuraghe sono stati trovati dei frammenti ceramici che fanno appunto pensare ad una frequentazione molto intensa dal 1500 al 900 a.C. Ma ora direi di entrare. Bene, andiamo in piena esplorazione della parte interna. Ecco il classico architrave, ma veniamo subito rapiti da questa apertura sulla nostra destra. Quindi qui abbiamo una piccola torre che è crollata con della vegetazione che è cresciuta, anzi che viene dall'alto. Rientriamo nella parte interna e prima di raggiungere il mastio centrale vediamo che c'è una piccola entrata qui sulla destra, già con delle scale, per cui direi di invertire il nostro modo di procedere e proviamo a salire queste scale che sono
diciamo abbastanza confortevoli rispetto allo standard che generalmente troviamo. Già la luce che filtra dall'alto ci permette di vedere molto bene dove mettiamo i piedi, e già qui troviamo una sorpresa. Troviamo una sorta di piano ammezzato un buco che forse è più che altro originato da un crollo, si pensa, e proseguiamo salendo sapendo già di godere di una vista magnifica non appena arriveremo. E siamo su. Ecco, siamo usciti dalla scalinata e ci apprestiamo appunto a vedere il mastio centrale. Sulla destra una piccola prima nicchia, anche nella parte centrale una seconda nicchia, ed anche a sinistra. Verso l'alto appunto possiamo vedere la grata del piano ammezzato. Chissà se appunto questa apertura era un'apertura che era già stata progettata e costruita in questo modo o se è il risultato di un crollo. Comunque veramente ci stiamo trovando anche questa volta di fronte ad un'opera che non pensavamo tale. Bene, visitiamo l'ultima parte che è rimasta. Ecco, questa è un'altra piccola Tholos, sarà alta quei 6-7 metri, con un'apertura, come possiamo vedere qua davanti a me, che proietta una figura che non sappiamo bene interpretare, ma forse in certi periodi dell'anno ha un suo senso. Per il momento dall'interno vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo monumento.